L'unità di crisi della Regione Calabria ritiene opportuna e auspicabile la chiusura di tutte le scuole al fine di avviare un'immediata vaccinazione, individuato l'ospedale da campo di Cosenza quale punto vaccinale. In Calabria è superata quota 100.000 vaccinati, un traguardo da ultimo posto in Italia, ad oggi sono disponibili 72.000 dosi. Isabella Internò è l'unica indagata per la morte di Denis Bergamini, concorso in omicidio, questa l'accusa ipotizzata dalla procura di Castrovillari per l'ex fidanzata del calciatore trovato senza vita 32 anni fa. Il riesame cancella il divieto di dimora per l'ex direttore generale dell'ASP di Cosenza Raffaele Mauro e dell'ex responsabile dell'ufficio legale Giovanni Lauricella nell'ambito dell'inchiesta Sistema Cosenza. Inchiesta della Procura di Vibo sul rilascio di falsi diplomi in cambio di denaro, 8 le persone arrestate, 2 finiti ai domiciliari. I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato un mago, Davide De Simone, accusato di aver raggirato un disabile spingendolo a rifiutare le cure. L'uomo è morto. La società del Crotone ha esonerato il tecnico Stroppa. I deludenti risultati hanno determinato l'interruzione del rapporto con l'allenatore. Serse Cosmi è già a Crotone. Ben ritrovati dalla redazione del TG10, lo avete sentito anche dai nostri titoli, opportuno lo stop nelle scuole è quanto indicato, ribadito nel corso della riunione oggi dell'unità di crisi a Catanzaro. Al termine della riunione appunto è stata questa la deliberazione, sono stati individuati anche i punti vaccinali tra cui l'ospedale da campo di Cosenza. Vediamo. Dall'unità di crisi regionale nessun dubbio, ritenuta opportuna e auspicabile la temporanea chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, anche al fine di avviare una massiccia e immediata vaccinazione a tutti gli operatori scolastici, in modo che possano al meglio e senza eccessivi rischi operare all'interno degli istituti per la limitazione dei contagi con gli alunni in presenza. La delibera al termine dell'incontro questa mattina presso la cittadella a Catanzaro, riunione urgente anticipata ieri dal presidente facente funzioni Nino Spirli. Cosa succede adesso? La decisione definitiva sulle prossime forme di didattica arriverà, si precisa, dopo la risposta da parte della struttura commissariale nazionale per l'emergenza in ordine alla distribuzione delle dosi di vaccino necessarie per la popolazione scolastica. L'unità di crisi ha constatato che il trend dei contagi attualmente è in ascesa, per come dimostrato anche dagli ultimi dati forniti dall'Istituto Superiore di Sanità. L'unità di crisi ha inoltre deciso di creare una sezione del sito dedicata ai vaccini. La Protezione Civile si è impegnata a organizzare un servizio di segreteria anche attraverso il volontariato per contattare i medici di medicina generale e acquisire i dati da inserire nell'apposita sezione del sito. Quanto alla disponibilità di vaccini, il commissario della Sanità ha riferito che ad oggi sono disponibili circa 55.000 dosi e che la piattaforma dei flussi dei dati è stata realizzata da Poste Italiane. È stato inoltre deciso di richiedere all'Esercito l'attivazione dei punti di vaccinazione provinciali. Quanto all'ospedale da campo di Cosenza, verrà chiesta la sua trasformazione in centro vaccinale. Stessa richiesta per la postazione di Catanzaro, che sarà trasferita in un immobile idoneo di competenza dell'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini. La prossima riunione dell'unità di crisi è stata convocata per il 6 marzo. Intanto in Calabria si è superata la soglia dei 100.000 vaccini inoculati. La seconda fase dunque è entrata nel vivo con la vaccinazione degli over 80. Resta il nodo della scuola. Vediamo. Superata quota 100.000 inoculazioni, è un traguardo che non basta alla Calabria per schiodarsi all'ultimo posto nella graduatoria nazionale, ma è comunque una soglia psicologica, un punto di partenza per la regione che solo da pochi giorni ha aumentato il ritmo delle vaccinazioni, estendendo dagli over 80 in qualche caso i soggetti fragili. In attesa dell'arrivo di altre forniture sono ancora disponibili 72.000 dosi tra Pfizer, AstraZeneca e Moderna, scarseggiano in provincia di Cosenza, dove sono state effettuate 40.000 vaccinazioni tra prima e seconda dose, 6.000
6.000 circa soggetti anziani, su un totale regionale di 9.383 e ne rimangono soltanto 12.000 disponibili. L'11 marzo anche l'EMA esaminerà il terzo vaccino americano, il Johnson, già approvato negli Stati Uniti. La notizia è rilevante perché si tratta del primo vaccino monodose e perché all'Italia ne toccheranno circa 20 milioni di dosi. Nel frattempo in Calabria tiene banco l'argomento scuole. L'ordinanza in vigore fino al 13 marzo impone la presenza massima nelle superiori al 50%, ma rende facoltativa la DAD per le famiglie che ne facciano richiesta. Resta il nodo di elementari e medie, dopo il pronunciamento di TAR e Consiglio di Stato. Nel computo regionale si aggiungono le scuole primarie Campo Sportivo e Sellite di Bisignano, chiuse da oggi fino a mercoledì per sanificazione, dopo la scoperta di un caso positivo, e le scuole dell'infanzia, primaria e media dell'Istituto Comprensivo Selvaggi San Marco Argentano. 3 i casi positivi emersi tra gli alunni dallo screening effettuato con tamponi antigenici rapidi. E a Catanzaro c'è stato lo stop della didattica in 8 classi dopo il riscontro di un caso positivo e quanto ha reso noto lo stesso sindaco che appunto con un'apposita ordinanza in attesa dice che vengano completate le operazioni di tracciamento dei contatti stretti anche al fine di consentire all'istituto di programmare le attività di sanificazione e degli spazi appunto scolastici interessati, ha raccomandato l'attivazione della didattica digitale integrata. Lo stesso provvedimento di sospensione della didattica in presenza fino al 6 marzo a seguito della comunicazione di un altro caso di positività accertato al mezzo del tampone molecolare riguarda anche la scuola per l'infanzia Plesso Murano dello stesso istituto. L'istituto era ed è il Vivaldi. All'Annunziata di Cosenza in corso la vaccinazione dei soggetti fragili in cura presso le unità operative proprio dell'Annunziata. Oggi è cominciata la vaccinazione dei pazienti oncoematologici, questa fase terminerà ad aprile. Vediamo. Nel piano vaccinale della Regione i soggetti estremamente vulnerabili sono parificati agli over 80, almeno per quanto riguarda la necessità di essere inseriti nella fase immediatamente successiva a quella degli operatori sanitari, ma di fatto non è stato così in tutte le aree della Regione. A Cosenza invece, già dalla scorsa settimana, si sta procedendo alla vaccinazione dei pazienti in cura presso le unità operative dell'azienda ospedaliera dell'Annunziata. È sicuramente un percorso virtuoso quello che è iniziato già la settimana scorsa nella nostra azienda ospedaliera. Di questo dobbiamo assolutamente ringraziare il management sanitario con a capo la professoressa Mastrobuono e l'unità operativa di protezione e prevenzione ambientale del dottor Pellegrino, che insieme a un team di infermieri, medici e farmacisti ha reso tutto ciò possibile. Come dicevamo, la settimana scorsa sono iniziate le vaccinazioni delle categorie fragili, abbiamo iniziato con i dializzati, ma hanno iniziato anche il gruppo dei pazienti con emoglobinopatie, quali talassemici. E questa è una bella pagina di sanità calabrese, perché abbiamo ricevuto anche i complimenti della Federazione Nazionale perché siamo stati i secondi in Italia a vaccinare questa categoria di pazienti. Inoltre, come dicevamo prima, settimana scorsa e oggi sono iniziate le vaccinazioni dei pazienti oncologici e dei pazienti oncoematologici, i cosiddetti pazienti fragili, per cui un'infezione da Covid potrebbe essere anche letale, per cui anche di questo siamo molto orgogliosi. Il team di vaccinatori è composto da 30 tra medici, infermieri, OSS e farmacisti, coordinati dal dottor Roberto Pellegrino. Le stime dell'oncologia parlavano di 500 pazienti e altrettanto dovrebbero essere i numeri dei pazienti oncoematologici, più un gruppo, come già detto prima, di circa 60 pazienti affetti da talassemie, quindi c'è un impegno sicuramente importante e gravoso. Si partirà con per ogni unità operativa di circa 10 vaccinazioni al giorno e il sabato e la domenica abbiamo un doppio turno, quindi 20 pazienti il sabato e 20 la domenica. È un lavoro sicuramente incessante, ma che sicuramente è utile per le nostre categorie di pazienti. Oltre ai pazienti fragili in cura presso le strutture ospedaliere, tanti altri attendono di conoscere il proprio turno. In questo caso i punti di riferimento, almeno dal punto di vista informativo, sono i medici di base. Sicuramente il trade union è il medico di famiglia che si fa portavoce di questa esigenza di categorie fragili che magari non hanno un rapporto specifico con l'ospedale. È chiaro che se ci sono pazienti particolari affetti da patologie di nostra pertinenza siamo
disponibili dopo aver vaccinato quelli che vengono in ospedale, e abbiamo la possibilità, sicuramente ci faremo portavoce presso l'azienda ospedaliera, di particolari necessità. Per quelli non affetti da patologie oncoematologiche o oncologiche sicuramente sarà il medico di base insieme all'ASP che dovrà provvedere alla vaccinazione di queste categorie. Speriamo il più presto possibile anche per loro, naturalmente. E nei piccoli centri si prosegue con le vaccinazioni, nel Pollino si continua, ieri è toccato a Morano, Civita ha quasi completato le vaccinazioni, vediamo. Tutti gli over 80 di Civita che si erano detti disponibili sono stati vaccinati. La location è scelta il poliambulatorio. Inoculate nella giornata di sabato e di domenica ben 126 dosi di vaccino, di cui 25 con problemi di deambulazione o allettati, grazie alla fattiva collaborazione dei medici di base, sono stati fatti a domicilio. C'è un entusiasmo davvero inaspettato da parte della popolazione ultra ottantenne e c'è proprio questa voglia di normalità, di ritornare alla normalità e quindi di ritornare alla vita quotidiana. In entrambe le due giornate sono stati presenti gli operatori della Croce Rossa con un'ambulanza, i volontari dell'associazione DSL e alcuni amministratori comunali. C'è stata una grossa sinergia fra, posso dirlo con soddisfazione, le buone pratiche quando si fanno bene, e questo è un vantaggio e un vanto per le piccole comunità. 126 vaccinazioni a Civita che verranno tutte quante completate, addirittura dobbiamo dire dei no a delle persone perché probabilmente è alta il senso di responsabilità di volersi vaccinare, quindi questo è un invito all'ASP di dire, soprattutto nelle piccole comunità, tranquillamente in 5-6 giorni noi saremmo stati capaci di vaccinare anche le altre persone. E bisogna fare in fretta anche perché c'è l'allarme, risale la curva dell'epidemia di Covid-19, lo stesso Ministro Speranza a lanciare l'allarme e dice si sta risalendo, questa curva sta risalendo in modo significativo e annuncia Roberto Speranza che le prossime settimane non saranno facili alla luce delle segnalazioni in arrivo dalle regioni. È una situazione, afferma infine, che ricorda quella in cui si trovava la Gran Bretagna in dicembre, quando la variante inglese stava prendendo il sopravvento. I numeri oggi in Calabria, il bollettino ci dice che i nuovi contagi sono pressoché stabili, ma con pochi tamponi effettuati. Insomma, importante il numero delle vittime, oggi se ne contano purtroppo 5, vediamo. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.377 tamponi in Calabria. I nuovi positivi sono 151, in particolare 11 a Cosenza, 11 a Catanzaro, nessuno a Crotone, 17 a Vibo Valentia, 112 a Reggio Calabria. I ricoveri in regione sono 216, in terapia intensiva 19, oggi 5 i decessi. L'ampia pagina di cronaca, partiamo con l'inchiesta Sistema Cosenza perché il Tribunale del riesame ha cancellato il provvedimento di divieto di dimora per l'ex direttore generale dell'ASP di Cosenza Raffaele Mauro e dell'ex responsabile dell'ufficio legale Giovanni Lauricella nell'ambito appunto dell'inchiesta Sistema Cosenza. Vediamo. Non c'è pericolo di reiterazione del reato, per questo il Tribunale della Libertà di Catanzaro ha annullato il divieto di dimora nei confronti dell'ex direttore generale dell'ASP di Cosenza Raffaele Mauro e dell'ex responsabile dell'ufficio legale Giovanni Lauricella, indagati nell'ambito dell'inchiesta Sistema Cosenza condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dalla Procura Abruzia sui presunti abusi commessi nella gestione dei bilanci dell'ASP tra il 2015 e il 2017. La misura cautelare è stata annullata perché i due indagati sono andati in pensione, non prestando più servizio nell'azienda sanitaria e dunque non possono inquinare le prove né reiterare il reato. I giudici del riesame hanno invece confermato la misura nei confronti dei dirigenti ASP Remigio Magnelli, Luigi Bruno, Francesco Giudice Andrea e Maria Marano. L'operazione Sistema Cosenza, lo ricordiamo, è scattata il 23 febbraio scorso e ha portato all'interdizione dai pubblici uffici per un anno per gli ex commissari alla sanità Massimo Scura e Saverio Cotticelli,
per i dirigenti dell'ASP di Cosenza Bruno Zito e Vincenzo Ferrari e Antonio Belcastro, ex DG del Dipartimento Tutela della Salute, e per i dirigenti Aurora Di Ciancio e Nicola Mastrota. Interdizione per 6 mesi invece per Fabiola Rizzuto e Antonello Scalzo. L'omicidio Bergamini, Isabella internò, è l'unica indagata per la morte di Denis Bergamini, concorso in omicidio. Questa l'accusa ipotizzata dalla procura di Castrovillari per l'ex fidanzata del calciatore che è stato trovato senza vita ben 32 anni fa sulla strada statale 106 a Roseto Capospulico. Vediamo. La procura di Castrovillari ha chiuso le indagini sulla morte di Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza trovato senza vita il 18 novembre del 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. Unica indagata per concorso in omicidio, l'ex fidanzata del calciatore Isabella Internò, oggi 51 anni, ha sempre sostenuto che Bergamini quella sera si gettò volontariamente sotto le ruote del camion guidato da Raffaele Pisano, ma la tesi del suicidio non ha mai convinto i familiari di Denis, che per anni hanno lottato affinché venisse fatta piena luce sulla morte del calciatore. Il fascicolo venne riaperto 6 anni fa dall'allora procuratore di Castrovillari Eugenio Facciolla, fascicolo che dopo il trasferimento di Facciolla a Potenza è passato nelle mani del PM Luca Primicerio. Nel 2017, lo ricordiamo, il cadavere di Denis venne riesumato e gli esami autoptici hanno fatto emergere un'altra verità. Non si trattò di suicidio, bensì di omicidio. Bergamini sarebbe stato narcotizzato e poi soffocato, quindi sarebbe stato lasciato sulla strada affinché venisse investito dai mezzi in transito. Archiviate le posizioni del camionista Raffaele Pisano, autista di Rosarno, che era stato sospettato di concorso nel delitto, e del marito della Internò, Luciano Conte, poliziotto, che era stato iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento. Secondo la procura di Castrovillari, Isabella Internò avrebbe agito con persone rimaste ignote. All'unica indagata è stato notificato l'avviso di garanzia. Adesso, entro 20 giorni, Isabella Internò potrà chiedere di essere interrogata oppure produrre memorie difensive. Terremoto sulla scuola, inchiesta della procura di Vibo sul rilascio di falsi diplomi in cambio di denaro. 8 le persone arrestate, 2 sono finite ai domiciliari. Vediamo. Ecco la consegna del denaro documentata dai filmati dei carabinieri, che avvenivano all'interno di confezioni di bottiglie di rum o di telefonini, e il prezzo dei diplomi si aggirava intorno ai 2.000 euro. Una rete di istituti formativi, paritari e artistici musicali che ha illecitamente prodotto in cambio di denaro titoli di studio e attestati, oltre che operato fittizie assunzioni al fine di favorire la partecipazione dei beneficiari ai concorsi pubblici per l'assunzione di personale docente e ATA. Per questo oggi sono state sequestrate 19 società operanti nel settore dell'istruzione per un valore stimato in circa 7 milioni di euro. I militari del nucleo investigativo provinciale di Vibo Valentia hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vibo su richiesta della Procura nei confronti di 10 soggetti, 8 in carcere e 2 domiciliari operanti proprio nel settore dell'istruzione, circuito AFAM e istituti paritari. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione, falso in atti destinati all'autorità giudiziaria, falso in atto pubblico, abuso d'ufficio e autoriciclaggio. Fra gli indagati c'è anche la direttrice dell'ufficio scolastico regionale della Calabria, Maria Rita Calvosa, che è alla guida dell'ente dal settembre del 2018 dopo essere stata per 10 anni responsabile dell'ambito territoriale di Latina. L'inchiesta Diacono è stata avviata a seguito del ritrovamento il 2 luglio del 2020 di un arsenale di armi. Le indagini hanno poi consentito di far luce su un'associazione dedita al rilascio di falsi titoli di studio attestati che consentivano a soggetti che non avevano mai frequentato i corsi di partecipare a concorsi pubblici per l'assunzione di personale docente e ATA. Al centro del sistema fraudolento, secondo le indagini, l'Accademia di Belle Arti Fidia di Stefanaconi, fulcro di una rete di istituti
formativi, che ha illecitamente prodotto in cambio di denaro o altre utilità titoli di studio e attestati falsi. Condotte illecite che sono state agevolate e rese possibili grazie anche alla corruzione di un alto funzionario del Ministero dell'Istruzione, Maurizio Piscitelli, 56 anni, di Casalnuovo di Napoli. La cosa più importante che è stata accertata questa commistione tra chi doveva controllare, che è il funzionario pubblico, l'ispettore del MIUR, che in realtà invece di controllare si prestava a fare delle false ispezioni per essere utilizzate anche davanti al Consiglio di Stato in una causa, o addirittura aveva creato attraverso il figlio una società che sfruttava queste attestazioni false, cioè nel senso che le acquisiva e poi le rivendeva. Questo era il prezzo della corruzione, oltre a tutta una serie di altre, la dazione di 2.000 euro in una bottiglia di rum. Nel corso dell'inchiesta sono state poste sotto sequestro con decreto d'urgenza 19 società operanti nel settore dell'istruzione per un valore stimato in circa 7 milioni di euro. Ingente il volume d'affari. Nel corso delle perquisizioni i carabinieri hanno rinvenuto solo oggi nella disponibilità degli indagati 700.000 euro. 500.000 circa in contanti e gli altri in titoli. Questo era il volume d'affari. L'indagine non è ancora conclusa. Dovremmo accertare quante certificazioni, addirittura in un'intercettazione parlano di 20-30.000 dal 2014 di attestati che sono stati rilasciati in modo falso, andando appunto a drogare il mercato dei concorsi pubblici. I carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato il mago Davide De Simone, accusato di aver raggirato un disabile spingendolo a rifiutare le cure. L'uomo purtroppo è morto, vediamo. Omicidio colposo, circonvenzione di incapace, detenzione abusiva di armi e truffa aggravate. Una pioggia di accuse, quella caduta su Davide De Simone, 40 anni, presunto mago guaritore. De Simone è stato arrestato ieri dai carabinieri che hanno richiesto insieme alla Procura di Palmi l'ordinanza di custodia cautelare firmata dal GIP della città tirrenica. Con De Simone è stata arrestata la 37enne moglie, si trova ai domiciliari, l'accusa è di ricettazione in concorso col marito. L'indagine è partita nel 2019 quando in un ufficio postale il direttore della struttura rilevò la stranezza del comportamento di un uomo e di una donna. Si trattava proprio di De Simone e della moglie. Il dirigente allertò i carabinieri che, giunti sul posto, perquisirono i due. Furono trovati in possesso di monili d'oro, soldi in quantità e cartucce per armi da fuoco. Ovviamente tutto fu sequestrato. Venne fuori che, spacciandosi per abile guaritore, De Simone intercettava malcapitati e, dietro la promessa ad esempio di far ritrovare l'amore della persona amata, con questo sistema avrebbe anche approfittato sessualmente di 3 giovani donne e di guarire malattie, spillava fiumi di denaro. De Simone non si è fermato davanti a niente, ha convinto un soggetto con gravissimi problemi psichici ad affidarsi a lui e riuscì anche a farsi consegnare ogni mese la pensione. Non solo, indusse l'uomo a sospendere le cure che seguiva da anni, con un risultato negativo fatale. Il povero malcapitato ha perso la vita. L'invito dell'arma è quello di affidarsi alle forze dell'ordine segnalando situazioni di tal genere e far intervenire personale sanitario per le cure del caso. Lo sport, adesso la società del Crotone ha esonerato il tecnico Stroppa. I deludenti risultati hanno determinato l'interruzione del rapporto con l'allenatore. Ora tocca a Serse Cosmi che è già a Crotone. Vediamo. Abbiamo preso 2 pali, un gol salvato sulla linea, non so cos'altro, un gol annullato. Credo che la squadra si sia impegnata, magari c'è stato un pochino di confusione nel finale. Quello che mi rammarica è il fatto degli episodi del gol, solo ed esclusivamente questo. Costa cara la 6ª sconfitta consecutiva a mister Giovanni Stroppa, che è stato esonerato. Lo fa sapere il club pitagorico attraverso un comunicato ufficiale. Dunque, dopo circa 3 anni si chiude così un percorso bello e intenso, ricco di momenti anche difficili, ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda storica promozione in Serie A. Il giorno dopo la sconfitta contro il Cagliari, i rossoblù sono subito tornati in
campo presso il centro sportivo per preparare la sfida di mercoledì contro l'Atalanta. Sarà Serse Cosmi il successore di Stroppa. Il tecnico umbro ha trovato l'accordo alla vigilia della trasferta. Toccherà adesso a lui tentare il miracolo di una salvezza difficilissima, considerando il percorso negativo dei pitagorici, che in questa stagione hanno collezionato appena 12 punti con 18 sconfitte, 3 vittorie e altrettanti pareggi, e hanno subito ben 57 reti, segnandone soltanto 23. Ora, come di consueto, in coda al nostro TG, le ultime dalla borsa. Giornata positiva per le borse europee, grazie anche al rimbalzo di Wall Street dopo le vendite della scorsa ottava. Ad alimentare gli acquisti sugli asset rischiosi contribuiscono i segnali di stabilizzazione nel mercato obbligazionario dopo il sell-off della settimana precedente, innescato dai timori per un'accelerazione dell'inflazione e per un'eventuale stretta monetaria da parte delle banche centrali. Segnali positivi sul fronte dei vaccini dopo il via libera negli USA al vaccino monodose di Johnson & Johnson. Nel weekend la Camera degli Stati Uniti ha approvato il pacchetto di stimoli fiscali da 1.900 miliardi di dollari di Joe Biden, che dovrà passare al voto del Senato. In giornata sono stati poi diffusi i dati macro di febbraio sull'attività manifatturiera dell'Eurozona, con un'accelerazione più rapida degli ultimi 3 anni a 57,9 punti. In Italia la lettura preliminare dell'inflazione a febbraio ha fatto segnare un aumento dello 0,1% su base mensile, dello 0,6% su base annua, dal più 0,4% di gennaio, mentre in Germania i prezzi al consumo mostrano un incremento congiunturale dello 0,7% e tendenziale dell'1,3%. Così il FTSE MIB di Milano archivia gli scambi a più 1,8%, bene anche il DAX di Francoforte, il FTSE 100 di Londra e il CAC 40 di Parigi, tutti a più 1,6%, e l'Ibex 35 di Madrid in vetta all'Europa a più 2%. Oltre oceano rialzi superiori al 2% per il Dow Jones, che viaggia a 2,2%, l'S&P 500 che viaggia a 2,3% e il Nasdaq a più 2,4%. Sul Forex l'euro-dollaro arretra leggermente a 1,205, mentre il dollaro-yen sale a 106,6. Tra le materie prime guadagnano terreno le quotazioni del greggio, con il Brent a più 0,6% a $64,8 e il WTI a più 0,2% a $61,6. Sull'obbligazionario il BTP Bund si riduce a 99 punti base, con il rendimento del decennale italiano allo 0,66%. Tornando a Piazza Affari, tra le aziende più capitalizzate gli acquisti premiano Azimut a più 4,7%, Poste Italiana a più 4,5% e Unipol a più 4,4%, mentre chiudono in controtendenza Saipem a meno 1,9%, STM a meno 1,75% e Telecom Italia a meno 0,3%. Grazie e buon proseguimento di serata da Market Insight. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Su quasi tutta l'Europa, in particolare su quella centrale, domina incontrastata l'alta pressione, che però sul suo bordo meridionale, e quindi sulla Calabria, riesce a far affluire aria più fredda da est, che produrrà pochissimi fenomeni in un contesto di temperature poco oltre le medie. Domani nubi sparse ancora sulla Calabria centro-meridionale, con possibilità di isolati piovaschi su serre e Aspromonte. Altrove cielo sereno o poco nuvoloso, ad eccezione del Crotonese, dove si verificherà il passaggio di nuvolosità. Temperature stazionarie. Passiamo a mari e venti. Domani ancora venti dai quadranti settentrionali sullo Ionio, e che si presenterà molto mosso in corrispondenza dei bacini crotonesi. Mosso altrove. Sul Tirreno la ventilazione sarà in prevalenza da est moderata, con eccezione del basso Tirreno, dove sarà debole di direzione variabile, con relativo mare che si presenterà poco mosso sotto costa e a tratti mosso al largo. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ci fermiamo qui, è davvero tutto, grazie per essere stati con noi, grazie in regia Michele Cava e messo in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.